partita il 14 ottobre e la campagna è indicata, raccomandata la vaccinazione a tutti i soggetti dai 60 anni in su, ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, alle donne incinte in qualsiasi periodo della gravidanza e a tutte le persone che hanno delle malattie croniche che li espongono a un maggior rischio di conseguenza in caso contraggano l'infezione. È inoltre raccomandata a tutte le persone che professionalmente hanno un rischio aumentato di infezione, come gli operatori sanitari, ma anche gli allevatori ad esempio, e ai personale di pubblica sicurezza, ad esempio le forze dell'ordine, donatori di sangue anche. In questi primi giorni abbiamo già vaccinato qui in ASUFC circa 4.500 persone, la maggior parte delle persone sono vaccinate dal proprio medico di medicina generale oppure nel caso dei bambini dal pediatra di libera scelta. Quindi la campagna è partita alla grande, in contemporanea alla vaccinazione antinfluenzale viene proposta anche la vaccinazione anti-Covid che è raccomandata soprattutto nei soggetti al di sopra dei 60 anni, nelle donne gravide e alle categorie a rischio, patologie cardiovascolari, respiratorie in primis, diabetici, trapiantati, soggetti con insufficienza renale grave e malattie oncologiche o oncoematologiche. La vaccinazione anti-Covid e anti-influenzale possono essere somministrate nello stesso momento, ad esempio sul braccio destro una, sul braccio sinistro l'altra, non c'è alcuna controindicazione, anzi è un'ottima occasione per essere protetti nel miglior dei modi nello stesso momento.